Buonasera, mi chiamo Jessica e ci troviamo a Schio in piazza Falcone Borsellino. Tra poco inizierà il concorso di Miss Schio 2017. Seguiteci, ci sono anch'io. All'11ª edizione di Miss Schio, valida per la Regione Veneto del concorso nazionale Miss Blu Mare. Presenta il grande professionista dell'inconfondibile voce radiofonica. Accogliamolo con un caloroso applauso, il grande Giampi Micheluzzi. Buonasera, buonasera, la voce bella ce l'ha lui però. Stefano, buonasera. Ho preso un colpo, ho detto 11ª edizione, 11 volte che siamo a Schio, questa è la 10ª edizione invece di Miss Blu Mare. Ecco, al punto tale che qualcuno ci ha copiato, ma ci fa molto piacere, devo dire ci fa molto piacere che qualcuno ci copi, perché questo è il primo concorso nazionale che si conclude all'interno di una nave da crociera MSC, quindi una settimana, 60 ragazze finaliste insieme a noi, insieme a MSC, che ringraziamo per darci la possibilità per l'appunto di essere in nave ad ottobre con queste bellezze. Bando alle ciance, si inizia, però dobbiamo anzi ringraziare gli sponsor, che sono davvero tanti, gli sponsor di Miss Schio 2017, la scuderia PSG Rally, che poi conosceremo, Nomas Vello di Tiene e Schio, negozi di epilazione permanente a luce pulsata, Vittoria Assicurazioni, agenzia di Cornedo Vicentino e Schio, Ottica Metro di Torre Belvicino e Caldogno, l'oreficeria Alessandro Faccin di Schio e Caterina Mode di Monte di Malo, zona Calcara. Invece dobbiamo ringraziare anche gli sponsor nazionali, senza il quale non sarebbe possibile produrre eventi di questo calibro, che sono Inco, Benessere e Bellezza, Prodotti per Cosmesi, MSC Crociere, grazie quindi al signor Aponte che ci dà questa straordinaria possibilità, Fomec di Castel Gomberto, azienda di stampaggio lamiere, Ilaria Melli Gioielli, Euro New Pack Imballaggi, Atelier Deana Biagi, e poi l'organizzazione nazionale curata da Studio Immagine, agenzia di comunicazione di Tiene, Pacciamama Viaggi, agenzia di viaggi. Stasera abbiamo un ospite assolutamente interessante, raramente trovo in qualche serata colei che ha vinto la finale nazionale all'interno della nave. L'anno scorso è stata la MSC Poesia, quindi vi voglio presentare questa bellezza nazionale che è Elisa Terreno, Miss Blu Mare in carica. Di Mondovì, che è una ridente città, mi pare di 23.000 abitanti, in provincia di Cuneo. Studentessa basta, perché fino all'altro giorno, insomma, perché non sappiamo se si è diplomata, speriamo si sia diplomata, appena concluso, ti lascio il microfono intanto, appena concluso gli esami di maturità. Pensa te, se un esame si deve chiamare di maturità, come se uno fosse maturo
a 18 anni Più o meno. dopo aver fatto un po' di scuola. Vabbè, io la penso così. Allora, avete visto un sorriso assolutamente abbagliante e secondo me il fatturato dei tuoi genitori è in salita da quando tu sei diventata Miss Blue Mare, perché lei aiuta i genitori dietro il bancone del panificio pasticceria. Facciamo anche un po' di pubblicità. Il forno delle delizie a Mondovì, vero? Esatto, adesso ho finito scuola, infatti aiuterò i miei genitori più di prima. Beh, quindi avrai da Avrò fare da insieme fare, a loro. da fare, Bene, sì. bene, bene. Allora, volevo chiederti un paio di cosine. Tu lo scorso intanto dobbiamo dire una cosa, perché tu sei stata finalista anche nel 2015. Esatto. Quindi ti sei fatta una settimana in nave anche nel 2015. Guarda, in Veneto si dice così, non t'ha cagato di striscio nessuno, invece nel 2016 sei riuscita a diventare Esatto. la numero uno, la Esatto, più io ho bella. partecipato già nel 2015. Nel 2015 ho avuto tante soddisfazioni a livello regionale. Invece a livello nazionale, forse perché ero un po' timida, perché non avevo i requisiti necessari, ma nel 2016 mi sono rimessa in gioco, non l'ho presa come una sconfitta, anzi con la voglia di continuare con determinatezza e rimettermi in gioco perché era veramente divertente e di conoscere altre ragazze, quindi ho avuto tantissime soddisfazioni e vorrei ripartecipato. Oh, la favela non gli manca, eh? No, non gli manca proprio. Quindi sei partita con la convinzione di raggiungere un ottimo risultato oppure sei partita con, come dire, la voglia di fare un'esperienza No, nuova, la voglia diversa? di fare un'altra esperienza e dire, per carità, magari riesco anche a prendere qualcosa, però se non lo prendessi non fa niente, non importa, Va bene lo l'importante è stesso. divertirsi, esatto. Vabbè, ti chiedo un'altra cosa, Elisa. Visto che ci sei, tra l'altro domani sera sarai a Carrara, se non Esatto, vado errato, esatto. quindi stai un po' girando Sì, sono in tour. in lungo e in largo l'Italia, quindi oggi che ti hanno fatto da mangiare? Pingoli con l'anitra. sono andare a mangiare. Domani a Carrara chissà mai. Sicuramente c'è, come si chiama quella cosa di Carrara? Aiutami. Il lardo di colonnata, vero? Mi sembra. Allora, da te però ci aspettiamo un consiglio spassionato per le ragazze, per le 10 ragazze che stasera avremo qui con noi come concorrenti, tra virgolette. Io ne darei due di consigli. Benissimo. Uno è il sorriso e due la semplicità. Poi c'avevo un cruccio oggi, sai, quando devo presentare qualcosa mi preparo. Mondovì, ma come si chiamano gli abitanti di Mondovì? Monregalesi. Bene, questo non lo sapevo, vabbè. È una chicca che vi regalo questa sera. La vedremo ancora più tardi, Grazie Elisa, ti rubo il microfono. Se vuoi ancora fare la sfilata, tutta tua la passerella più estiva. Sorriso straordinario. Allora, Stefano Novello è presidente di giuria, poi lo presentiamo, però adesso non dovete votare, signori cari, però io vi presento, la chiamiamo un po' così, un'uscita, sapete quando si parte per la cena, la prima cosa è l'aperitivo, quindi facciamoci un bel aperitivo, non ce lo facciamo fisicamente parlando, però ce lo facciamo con le ragazze e le facciamo uscire con il costume da bagno e i prodotti di Ottica Metro di Torre del Vicino a Caldogno e dei capi di Caterina Moda in Monte di Malo. Quindi, prego ragazze!
chiari e ovviamente abbigliamento creato da Caterina Moda di Monte di Malo. Dobbiamo ringraziare anche la stampa, grazie per il vostro applauso, e invece vi vado a presentare la giuria presente qui a Schio questa sera. Partiamo da Stefano Novello, sponsor nazionale Ilaria Melli Gioielli. Prego Stefano, presidente di giuria. Paolo Casanotto, istruttore di fitness e severe e personal trainer. Sergio Secondin, presidente del Consiglio Comunale di Schio. Gianni De Rigo, presidente SD Vela Schio. Giorgio Dalmolin, medico odontoiatra. Dele Cumerlato, studentessa universitaria. Maria Grazia Barone, estetista titolare dei centri Non Mas Bello di Schio e Tiene, e Željka Mitrovic, estetista titolare dei centri Non Mas Bello di Schio e Tiene. Fiorella Fantin, curatrice d'immagine Talent Scout. Bene, si parla di bellezze, vi voglio presentare un'altra bellezza che è tra l'altro la nostra coreografa della serata, ma anche diciamo un po' delle tappe della Regione Veneto, che ci segue da un po' di tempo, quindi vi voglio presentare niente proprio di meno che Carlotta Aldighieri. Bellissima anche Carlotta Aldighieri. Grazie. Lei vuole fare la psicologa e ce n'è bisogno qua, questo mondo, credi a me, ce n'è bisogno. Tanto bisogno. Molto, secondo me è un lavoro che va bene. E devo dire che bella ragazza, ovviamente lo scorso anno si è giudicata l'accesso alla finale di Miss Italia, quindi alla 77esima edizione del concorso del Beauty Contest per antonomasia, quindi grazie, bravissima. Beh, io volevo chiedere a te, Carlotta, che aria si respira nel backstage? C'è sempre tanta emozione nel backstage, però io sinceramente quello che ho respirato sempre dietro le quinte di Miss Blue Mare è tanta sicurezza, nel senso di comunque avere sempre la certezza di essere rispettate, perché c'è una grande chiarezza da parte di coloro che poi mostrano i risultati, quindi quando c'è un'elezione è sempre verificabile la veridicità delle valutazioni e i numeri che poi portano alla vittoria. E poi tanta lealtà da parte di tutti, qua si è una grande famiglia e siamo un po' tutti amici, non c'è quella superiorità, alla fine ci si dà consigli tutti e tutti sappiamo che quel che succede è quel che succede ed è reale, che la nostra giuria è sia una giuria popolare ma anche una giuria di professionisti che giudicano le nostre ragazze con dei canoni oggettivi del tutto verificabili. C'è una favela che mi lascia proprio stordito, brava, si vede che vuole fare la psicologa, brava. Carlotta, rimani qua oppure devi lavorare, che io chiamo il buon Luca? Beh, guarda, lo presento io Luca, perché vai allora, vai. Presentatrice. Oh ragazzi, signori, è proprio vero, le donne ci fregano. Vengo lì.
Niente, vengo lì. Vai Carlotta. Signori e signori, senza altri indugi vi presento Luca Dalmaso. Direttore generale di Miss Blumare, eccolo qua. Grazie Carlotta, grazie Giampi. Buonasera a tutti anche da parte mia. Io questa sera sono qui in doppia veste. In primis come uno degli organizzatori di questa serata, che è giunta ormai all'11ª edizione, e in seconda battuta come direttore del concorso Miss Blumare. Pensate che il concorso Miss Blumare, che vanta 10 edizioni, è partito dopo Miss Schio, e per noi, soprattutto per me che sono proprio anche residente in questo paese, è molto importante questa selezione. Siamo partiti, ricordo che la prima selezione abbiamo fatto le piscine di Schio, poi pian pianino con l'aiuto anche del nostro assessore Aldo Munarini, che poi avremo modo di conoscere, siamo riusciti a Che aveva un altro ruolo del tempo, però lo vedo sempre male Aldo, è sempre accompagnato da gentili donzelle, sempre a caccia, è sempre a caccia. Aldo è una grandissima persona, ti ringrazio da parte mia e da parte di tutta l'agenzia per spingere e aiutarci in questo progetto. Che dire, Miss Blumare ormai sta diventando una realtà a livello nazionale. Diceva prima Giampi, tante ragazze sono state selezionate noi nel 2016, quest'anno faremo una crociera stratosferica, partiremo da Amburgo, toccheremo i porti di Parigi, Londra, Bruges, Amsterdam in overnight e ritorneremo ad Amburgo. In questa settimana, che è dall'1 all'8 ottobre, le ragazze saranno sottoposte a varie prove tecniche dirette dal nostro direttore artistico Rocco Cagliè, e in questa settimana sarà eletta la Miss Blumare 2017. Chi sarà la Miss Blumare 2017? La ragazza più completa, la ragazza che ha un bel viso, che ha un bel fisico, che ha un buon portamento, che è una buona fotogenia. Per noi questa è l'emblema di Miss Blumare. Noi lavoriamo su questa idea. Assolutamente massima trasparenza in tutto, difatti come diceva anche Carlotta, i punteggi sono visibili a tutti, basta solo richiederli. Noi lavoriamo in tutta Italia, 18 regioni coinvolte, questa sera ci sono in concomitanza altre 7 selezioni in altre regioni d'Italia. Domani la nostra Miss sarà a Carrara e stiamo crescendo ogni anno di più, ed è grazie anche a questi sponsor che vedete dietro di me, da questi sponsor di tappa e dagli sponsor nazionali, che vorrei fare un grosso applauso. Vi ringrazio per essere qui stasera, godetevi la serata e buona serata a tutti. Grazie Luca. Entriamo nel vivo, anche se un assaggino ve l'abbiamo già dato. Partiamo con la prima uscita, quindi andrei a chiamare direttamente le nostre ragazze, prego. Ricordo per la giuria la cosa più importante, che la votazione come criterio è ovviamente il fisico in questa prima uscita. Allora io direi di presentarle, anzi le facciamo presentare direttamente, si autopresentano, quindi chiamiamole per numero, poi loro vi diranno il nome, cognome, l'età e che cosa fanno possibilmente nella vita. Numero 1, prego. Buonasera a tutti, mi chiamo Jessica Thunder, ho 16 anni, vengo da Schio e ho appena finito il CFP Salesiani di Schio. Jessica Thunder, tu essere di Schio? Bene, allora noi ti facciamo solcare la passerella, prego. Jessica, 16 anni, giovanissima, ha la passione per la danza classica. Chiamiamo con noi la numero 2. Buonasera a tutti, mi chiamo Beatrice, ho 16 anni, vengo da Asolo e sono al secondo anno di ragioneria.
Perfetto, Beatrice, anche per te la passerella. E andiamo a presentare la numero 3. Buonasera a tutti, mi chiamo Pamela Grotto, ho 19 anni e mi sono appena diplomata in alberghiero di riparo termico. Pamela, prego, anche per te il palcoscenico. Numero 4. Buonasera a tutti, sono Maria Busellato, ho 17 anni e frequento il liceo linguistico di Schio. Bene, Maria, prego, anche per te il palcoscenico. Buonasera a tutti, mi chiamo Bianca Rollo, ho 17 anni e frequento il quarto anno del liceo delle scienze umane a Schio. Buonasera a tutti, sono Nicole Cogo, sono da Padova e mi sono appena diplomata al liceo scientifico delle scienze applicate. Numero 7. Buonasera a tutti, sono Gioia, ho 17 anni, vengo da Stra e frequento l'istituto alberghiero. Numero 8. Buonasera a tutti, mi chiamo Anna, ho 20 anni, sono da Padova e nella vita sono una mamma. Ora, alla faccia del gargarotto. Ma c'hai anche un nome, cioè Anna e Giorgia, due nomi. Sì, ho due nomi. Numero 9. Buonasera, sono Alessia Peron, ho 16 anni e pratico pattinaggio artistico a livello agonistico. Si conclude con la numero 10. Buonasera a tutti, mi chiamo Veronica Furegonna, ho 17 anni, vengo da Padova, studio al liceo scientifico e pratico ginnastica artistica a livello agonistico da 13 anni.
Allora, non è facile giudicare queste ragazze perché sono tutte belle, tutte 10 meritano, però 6 fasce abbiamo questa sera a disposizione, per cui vedremo chi riuscirà ad accaparrarsi una di queste 6 fasce. Quindi io volevo ringraziare, ci sono, benissimo, l'equipe Vencato di Cornedo Vicentino, Total Look di Caltrano, vai! E poi devo ringraziare anche il make-up, cioè il trucco che è stato curato da Valentina B di Vicenza con i cosmetici di Barbara Bort. Non vado via stasera se non fate la finale. Grazie Luca, se mi dai, Matteo, se mi dai un po' di spy, grazie. Allora, loro le abbiamo presentate e devo dire che stanno facendo un lavoro straordinario a prescindere da questa serata dove hanno curato la bellezza e il make-up delle nostre ragazze, però è un lavoro difficile, sai, la concorrenza magari anche disonesta di questi tempi, e poi ci devono mettere assolutamente grande professionalità, grande creatività, grande studio, quindi grazie a loro davvero. Pronti giurati, pronti pubblico per la seconda uscita con l'abito a piacere casual con gli occhiali dell'ottica Metro. Vado un po' a citare l'ottica Metro che con le 2 sedi di Torre Belvicino e Caldogno nel corso degli ultimi 20 anni è diventata un punto di riferimento nel Vicentino per chi riconosce che non è il marchio famoso, il brand d'eccezione a determinare la qualità degli occhiali. Allora, indicazione per la giuria: il criterio di votazione è il viso e il portamento nell'indossare gli oggetti dello sponsor, quindi dell'ottica Metro. Vi presenterò le ragazze 2 a 2, però faranno 2 uscite, quindi avrete sicuramente la possibilità per poterle giudicare a vostro insindacabile giudizio. Quindi chiamiamo con noi la numero 1 Jessica Zunder e la numero 2 Beatrice Dallan. Pamela Grotto e numero 4 Maria Busellato. Numero 5 Igrain Carollo e numero 6 Nicole Cogo. Gioia Helen Rossi e numero 8 Anna Giorgia Canazza. Numero 9 Alessia Peron e numero 10 Veronica Furegon.
gelati, avete il momento e il tempo per ripensarci. Se volete vi ripresentiamo la numero 1 Jessica Dunder e la numero 2 Beatrice Dallan. Pamela Grotto e numero 4 Maria Busellato. Carollo, 17 anni, numero 6 Nicole Cogo, 19 anni. Anni e numero 8 Anna Giorgia Canazza. Grazie, seconda uscita per le ragazze, dovrebbe esserci la nostra gentile donzella per la raccolta delle schede dei nostri giurati, eccola qua. E intanto devo ringraziare gli sponsor di Miss Schio 2017, la scuderia PSG Rally, Non Mas Bello di Schio e Tiene, negozi di epilazione permanente a luce pulsata, Vittoria Assicurazioni, agenzia di Cornedo Vicentino e Schio, l'Ottica Metro di Torre del Vicino e Caldogno. Ringraziamo Monica e Gianpietro che ci hanno dato la loro fiducia ovviamente in questa occasione. L'Oreficeria Alessandro Faccin di Schio, Caterina Moda di Monte di Malo in zona Calcara, ma ringraziamo tuttavia anche gli sponsor nazionali, quindi Inco Benessere Bellezza, prodotti per cosmesi, MSC Crociere, Fommec di Castel Gomberto, azienda di stampaggio lamiere, Ilaria Melli Gioielli, Euro New Pack Imballaggi, Atelier Diana Biagi e l'organizzazione del concorso è curata dall'agenzia di comunicazione Studio Immagine e dall'agenzia viaggi Paccia Mama.